colpaccio dell'Adflex, che dopo 4 sconfitte consecutive piega in casa 85-74 le A7 e sale a 22 punti in classifica, a -2 dalla zona playoff. Si interrompe a 6 incontri la striscia positiva dell'Olimpia, che resta a quota 40 in graduatoria e conserva 8 lunghezze di attivo sulla seconda posizione. Esposito fa esordire Jenkins. Nelle fila di Milano c'è il debutto di Tarczewski, ma Repescia deve rinunciare a Fontecchio, Dragic, Sanders e Simon. Parte bene la capolista, che si porta sul +7 dopo 5 minuti. Risposta dei padroni di casa, che con un parziale di 36-21 in 13 minuti capovolgono la situazione di punteggio e toccano il +8 grazie a Crosariol, Petway e Butt. Hickman, McLean e Matchman non ci stanno, 42-40 all'intervallo. Nella ripresa Butt prova a far scappare l'Adflex, +7, ma le A7 impatta al 32esimo con Cinciarini protagonista. Si va avanti a strappi, il successivo è griffato Antonutti, Moore magro e vale il +10 Pistoia al 38esimo. I campioni d'Italia sono costretti ad arrendersi, 26-41 da 2 e -1 nel saldo recuperate perse per i toscani, contro il -12 degli avversari, che hanno ceduto 17 possessi, 15 per Antonutti, 14 e 5 assist per Petway, stesso score per Crosariol. Dall'altro lato 13 e 6 assistenze per Hickman, 11 e 5 falli subiti a testa per Cinciarini e McLean.